Buonasera a tutti ragazzi, tra pochissimi giorni, esattamente ragazzi, 3 giorni, in arrivo un asteroide che sarà visibile dall'Italia, quindi purtroppo il telescopio non ce l'ho, quindi diciamo dobbiamo vedere ad occhio nudo, quindi si chiama 1998 HL1 e passerà a 6 milioni di chilometri, quindi non sarà credo assolutamente pericoloso, quindi 6 milioni di chilometri sono tanti, quindi non credo che ci siano problemi, quindi sarà solo una cosa giusto visibile, quindi però secondo me ci vorrebbe perlomeno un piccolo telescopio, non dico buono buono, però infatti qua c'è scritto, quindi sarà perfettamente visibile anche con l'aiuto di un piccolo, ciao Domitilla, di un piccolo telescopio, quindi per le 19:20 del 25 ottobre, quindi potete cercare di trovarlo nel cielo. Quindi sarà circa 16 volte la distanza Terra-Luna, quindi non ci sta il minimo rischio, diciamo, in effetti. Quindi è una distanza molto abbastanza lontana, ragazzi, quindi non ci sarà nessun problema, anche calcolando che questo qui ha un diametro tra i 440 metri e 990, quindi è anche un po' grossicello, diciamo, quindi se un coso di questi ci colpisse non so che fine faremo, quindi vabbè, tanto passa lontano, non ce ne importa proprio, quindi purtroppo sarà possibile osservarlo solo con piccoli telescopi amatoriali, almeno devono avere un diametro di 200 mm o superiore. Quindi potete semmai vederlo su qualche sito che lo farà vedere sicuramente. Quindi secondo me se cercate su internet ci sono siti che faranno forse una diretta, quindi sarà tra le stelle, ciao Avvocatella, della costellazione del Triangolo, per poi scivolare nel corso della notte in quella dell'Ariete. Quindi diciamo questa è la... No, 6 milioni di chilometri, quindi sono tanti, non ci sarà nessun pericolo, quindi diciamo che sarà nella costellazione del Triangolo, quindi si deve puntare il telescopio per chi ce l'ha, diciamo in questa parte qui. Quindi 6 milioni sono tantissimi. È un asteroide, Jasmine, in arrivo il 25 ottobre. Sarà visibile dall'Italia, però ci vuole un piccolo telescopio, quindi diciamo non è che lo potremmo vedere così. Ci proveremo a guardarlo, ma non credo che sia possibile. Lontano dalla Terra, quindi ma non credo, forse qualche sito che lo farà vedere, qualche cosa così. Si parla di diciamo almeno un telescopio sui 200 mm, così lo puoi vedere, diciamo nelle stelle, il movimento nelle stelle si potrà vedere proprio. Io l'ho pure buttato, ce l'avevo pure il telescopio. Io certe volte faccio il paragone, no? Questo qua, guardate, viaggia a 6 milioni di chilometri. Oh, stai di nuovo qui. Mamma, è proprio un vizio, stavolta come un nome di disco, invenzione nuova. Il Radolf Stranz, però, però salutiamo anche questo signore, come si chiama, e ciao. Quindi bloccato un'altra fissazione qua. Ogni giorno, anzi ogni giorno, ogni video compare un nome nuovo. Stavolta si chiama Rudolf. Siete che era tedesco forse.
Guarda caso conosce la mia vita privata, oh mamma mia. Vabbè ragazzi, ritorniamo. Sì, Jasmine era lei al finale. Però facciamola fare, già è stata bloccata, quindi si diverte. Lei fa l'account e io blocco, lei fa l'account e io blocco. Vabbè, divertiamoci tanto. Io ci metto un secondo col dito a premere. Metti nascondi dal canale, quindi ci mette più tempo lei a fare un'email, quindi però purtroppo che dobbiamo fare? Aspettiamo i tempi che si fanno maturi come i cachi, diciamo noi qua. Quindi ragazzi, stavo dicendo il fatto che questo qua passerà a 6 milioni di chilometri, eppure hanno detto non sarà potenzialmente pericoloso. E vabbè, fino a qui nulla di male. Però pensate quanto Apopis passerà a 31.000 chilometri, ragazzi. Come fanno a dire che non è pericoloso per la Terra? Cioè, io posso capire come faranno a dire che non è pericoloso. Cioè, questo qua noi diciamo 6 milioni di chilometri. Non è tantino pericoloso, quindi camminerà una distanza abbastanza sicura. Ma poi io quando vado a parlare di Apopis, che passerà nel 2022 a soli 31.000 chilometri, non milioni, Attenzione, qualcuno dice, beh, no, no, qua parliamo di 31.000 chilometri. Lì ci puoi al massimo trovare i satelliti, diciamo, della TV, di internet, di tutto. Possibile che questo non ci colpisca? Così vicinissimo? Cioè, 31.000 chilometri si vede a occhio nudo secondo me, perché se a 6 milioni io devo prendere un piccolo telescopio e guardare questo asteroide, a 31.000 chilometri mi metto con gli occhi a guardarlo allora, direttamente. Sì, però ragiona un attimo, devo dirle, no? 6 milioni dicono di prendere un piccolo telescopio per fare questa osservazione. Stiamo parlando però, come di 6 milioni di chilometri. 6. Quindi basta un piccolo telescopio. Mo che nel 2022 passerà Apopis, sorvolerà le nostre testoline a 31.000 km. Significa che se mi affaccio dalla finestra lo devo vedere obbligatoriamente, quindi sicuro al 100%, almeno deve essere così. Perché 6 milioni è una cosa, 31.000 km ne è un'altra. Quindi dire che poi sta Popis non è pericoloso, non lo so, non mi fido proprio, guarda, sinceramente, io a volte quando sento un asteroide, pure questo qua, ad esempio, non pensate che non hanno detto, sta scritto asteroide, senti, potenzialmente pericoloso e passerà a 6 milioni, quindi mettiamo questa cosa. Allora, questo qua è dei 440 metri perché loro stimano, non sanno mai sicuro quanto è grande. È 1 chilometro questo qui che passerà a 6 milioni da noi. Quindi meno male perché 1 chilometro. No, Anthony, non è che sono un appassionato, però faccio un ragionamento logico, diciamo. Questi dicono potenzialmente pericoloso e parlano di 6 milioni di chilometri. E va bene, e fino a qui ci siamo. Poi abbiamo fatto un video dove la NASA stessa dice che nel 2022 non c'è pericolo di collisione con la Terra perché Apopis passerà solamente a 31.000 km. No, non l'ho pubblicato per te, Annabella. Ho evitato di far leggere a lei sicuramente quel tuo commento, capisci? Perciò non l'ho pubblicato. Quindi ho evitato che potesse leggerlo e quindi dopo darti fastidio. Questo è stato. Quindi non l'ho pubblicato. L'ho letto, sì, ma non l'ho pubblicato perché dopo incomincia con te. Quindi è meglio di no. Quindi diciamo 31.000 km sono pochissimi. Allora, dico io, no?
No, 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 non è fatto delle informazioni. Ho detto è meglio se io non metto quel messaggio tuo su internet, perché dopo lei incomincia a darti fastidio. Quindi l'ho letto, ti ringrazio e va bene. Se poi hai altre informazioni me le puoi dare, però non le pubblico, te lo dico. Quindi mi puoi dire pure altro se vuoi, però non dico mai quello che tu mi hai detto, capisci? Quindi lo leggo per me e va bene, quindi non lo pubblico. Così dopo non ti possono dare fastidio e evito questa cosa qui. Quindi è una cosa fra me e te, diciamo, quindi tu mi mandi l'informazione, perché ti ripeto, guarda, mio cugino sta girando in lungo e in largo, ma passiamo da un argomento al largo, all'altro, non largo, e non si trova questa signora, perlomeno non è forse originaria di lì. Sì, sì, domani andrò di nuovo in questura perché sono arrivati altri messaggi, sono arrivati poco fa, anzi da stamattina se è per questo, molto molto pesanti, quindi domani mattina andrò di nuovo in questura a fare l'ennesima denuncia, quindi faccio l'integrazione della denuncia quella lì che ho fatto l'altro ieri. Quindi arriveranno tutti i messaggi suoi. Ieri ho consegnato 50. Allora, Annabella, mandami l'amicizia su Facebook. Me lo dici su Messenger, quindi non c'è problema. Quindi vai su Messenger, Facebook e mi mandi l'amicizia. Però dici che sei Annabella così come sta scritto, se no io poi non capisco, quindi è meglio che mi dici se Tizio e Caio, perché poi giustamente pure lì ci ha provato a contattarmi, quindi mi dici sono io Annabella e io allora accetto. Sì, sì, allora stamattina ragazzi ha mandato un sacco di messaggi, a parte a voi, anzi veramente più Avvocatella, Elena, diciamo sono sempre le solite minacce che fa a queste persone, quindi a me pure ha detto che vuole venire qua, vuole bruciarmi la casa. Ciao Fabrizio, ti ho letto, scusami, stavo concentrato a leggere i messaggini della signora. Vuole bruciarmi la casa, l'auto. Io ti sto aspettando, vieni qua, qual è il problema? Lo scrivi solo, però domani mattina, puntualmente, siccome non... sì, sì, siccome non ho proprio nulla da fare, vado un'altra volta in questura e facciamo l'ennesima denuncia. Porto un'altra volta la carta pure all'igiene mentale, mi faccio il solito giro mio. Mezza giornata persa, vabbè, tanto oramai deve finire prima o poi questa storia. Quindi tu dici che ci sta chi finirà in galera e chi finirà sottoterra. Mi sembra, allora ti dico in partenza che quello sottoterra non sarò io di certo. Te lo dico proprio in diretta, quindi te la puoi sparagnare questo messaggio che mi hai mandato, quindi cosa che consegnerò, già ho consegnato diciamo al giudice perché l'ho mandato per PEC, solo che lo domani lo vado a integrare solo, quindi puoi scrivere, sì sì pure a te ha detto, sì quante te ne ha detto a te, purtroppo mi dispiace, non te le dico perché sennò non voglio che legga tutti quei messaggi offensivi, diciamo, quindi però ti, però ti posso assicurare che il giudice ce li ha tutti, quindi non preoccuparti, anche se il tuo nome è Avvocatella per il giudice, è un nome diciamo di fantasia, come ho detto io, quindi ce li ha tutti, tutte le minacce che ha fatto a te ce le ha tutte pure lui, quindi come pure quelle di Elena, pure quelle di Domitilla e di tutti, diciamo, quelli che sono stati con un nome di fantasia accusati, no accusati perché non è accusati. No, no, ha detto che viene qua, mi brucia la casa, mi vuole rompere l'auto, e la devo sposare prima del 2030. Non ce la faccio davvero proprio più.
Comunque diciamo che domani consegnerò di nuovo tutto, già ho consegnato al giudice, l'ho mandato via PEC, però giustamente domani vado a integrarla con quella dell'altro giorno, quindi faccio un'integrazione e buonanotte. Quindi si continua. Meno male che stavolta sono solo 20-30, quindi non un centinaio, quindi spenderò magari 3 euro. Sì, sì, ho detto che deve aspettare il 2030 per sposarmi. Ma cose di pazzi, ragazzi, guardate, non avete idea proprio, eh. Che poi la cosa bella è che non è neanche di Agropoli, capisci? Cioè, al finale sto facendo vedere in lungo e largo che non è di Agropoli. Quindi addirittura, per sentito dire, questa signora sia di Ogliastro Cilento. Quindi non è nativa di Agropoli. Quindi è un paese un po' più su, quindi dobbiamo vedere un po' più su. Quindi ho detto a mio cugino che deve informarsi un po' più sopra, perché forse si è trasferita ad Agropoli, quindi non è di Agropoli. Però vedremo, perché per Agropoli perlomeno sto nome e cognome non la sanno. Ma purtroppo guarda, io ho fatto allora mio cugino, ti dico la verità, lavora da Scalinatella. Tu penso che se sei di Agropoli lo sai, no? Mio cugino lavora a Scalinatella, che sarebbe proprio ad Agropoli Centro. Lui fa il ristorante, sta nel ristorante di Alfio, quello del proprietario del locale. E ti posso garantire che mio cugino, per tutti gli amici che c'ha ad Agropoli, sta cercando questo cognome e nome. Il cognome non si riesce a capire chi è. Ha provato anche per persone di là del posto, diciamo, però nessuno sa dire esattamente chi è. Quindi diciamo che ancora sta cercando, comunque non è che si ferma, però secondo me non è nativa. Sì, sì, io dico non è nativa di lì, di Agropoli, capisci? Quindi le persone del luogo non la conoscono, cioè i nativi di Agropoli. Quindi stiamo vedendo un po', ho detto, stava lavorando, l'ho chiamato poco fa, ha detto Giuseppe, veramente abbiamo provato a guardare, ma non si trova sto cognome, dice. Ho detto guarda, io ti dico che il giudice mi ha dato questo cognome, in effetti io ho fatto l'identificazione, quindi è lei, quindi sicura sta lì, quindi ci deve stare. E non posso, proprio per questo motivo qua non posso proprio, quindi sono stato vietato proprio dal giudice di non dare né nome e né cognome. Quindi ho avuto questo divieto pure io, diciamo dal giudice, proprio di evitare di dare questo cognome e nome. Quindi non voglio darlo, ma non perché non mi fido, proprio perché evito giustamente di divulgare il suo cognome e nome vero. Quindi mio cugino lo sa, quindi sta cercando di girare intorno a vedere se lo becca. Quindi stiamo vedendo pure nelle città più lontane di Agropoli, tipo Iastro Cilento, un po' diciamo in giro. No, no, Domitilla non è fatto desiderio, no. Io devo chiudere assolutamente che si deve terminare questo casino veramente. Si deve finire, si deve portare a termine sta cosa e basta. Anche perché sì, sì, Ogliastro Cilento, però quindi non è nativa di Agropoli, capisci che voglio dire? Quindi non è di là. Cioè, se andate, andate in secondo momento. Quindi non è nativa. Cioè, se era nativa, ti faccio un esempio, no? Se tu vieni qua e cerchi Melchiorre come me, io allora non sono nativo di qua, quindi se tu domandi a uno del posto,
ci conoscono che ci conoscono, però se tu domandi proprio a uno di qua vecchio, Melchiorre, quello ti dice no, perché non sono nativo di qua. Mentre ti faccio l'esempio, se vai a via Alfredo Capone, dove io abitavo, allora io a via Alfredo Capone, se vai là e dici Melchiorre, sì, ci conoscono, perché noi siamo nati lì. Quindi capisci la differenza? Questa è la cosa che voglio dire io. Quindi se vieni qua e domandi a un paesano di qui, non ti saprà dire nulla. Vabbè che di paesani qui ne sono rimasti pochissimi, quindi siamo più quelli nuovi che quelli vecchi. Quindi ad andare ad Agropoli e domandare a persone che vivono lì da sempre, questa persona per loro è nuova, capisci? Quindi se è arrivata dopo. Invece se era nativa di là, allora aspetta. Sì, ci stava una famiglia che si chiamava così, 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 allora è un altro discorso. Quindi si deve vedere dove è nata, quindi se riusciamo a sapere dove è nata, allora subito veniamo a sapere la sua famiglia chi è, perché comunque una famiglia ce la deve avere. Posso capire che può darsi che la mamma non ci sta più, il papà non ci sta più, ma avrà fratelli, sorelle, qualche cosa così, cugini, zii, nipoti, non lo so poi, eh. Questa è un'ipotesi che io faccio, quindi risalendo, diciamo, alla famiglia originale possiamo risalire a parenti più stretti a lei. Ma non lo so, io ho provato con mio cugino te l'ho detto, lavora da Scalinatella proprio al centro di Agropoli e sta cercando in tutti i modi di trovare da qua, però perlomeno, o forse perché è troppo giovane, lui ha 28 anni, quindi forse ha tutti amici giovani lì, forse perciò forse non riesce a trovare questo cognome, diciamo così. L'ho sentito poco fa, lui sta, dice Peppino, buonasera, sto lavorando, non posso parlare, comunque ho chiesto ma veramente nessuno la conosce. Questo è il messaggio che mi ha mandato 40 minuti fa. Quindi diciamo che è un messaggio che mi è arrivato mo poco fa. E lui lavora a Scalinatella, diciamo, proprio ad Agropoli Centro, quindi sta proprio lì. Però ma nulla da fare, proprio non ha provato a domandare in giro, però nulla da fare. Proviamo a vedere più o meno, ho detto prova a controllare più, diciamo più forte. Sì, sì, guarda, perché lui lavora proprio lì, eh. Lui, io non gliel'ho mai detto a questa che sta mio cugino là, proprio per non far capire nulla, che potevo scoprire dove stava, però in effetti non si trova lo stesso. Quindi diciamo rimane sempre un mistero. Però prima o poi lo troviamo. Quindi diciamo alla fine è un mistero. Da mio cugino non credo che possa mai andare, anche perché mio cugino vive ad Agropoli, c'ha un pitbull che secondo me peserà una decina di chili, quindi non gli conviene proprio. Sì, ma è quello che proverò a fare adesso. Adesso ho un amico a Ogliastro Cilento, adesso chiamo a questo amico e vado lì. No, vado lì e mando lui, in effetti mi faccio sapere più o meno se riesce a capire questa persona, sto cognome, chi è. Quindi vediamo se mi dicono qualche cosa. Quindi penso che se sia, diciamo, di lì, riuscirò a capire qualche cosa. Anche se a giorni andrò direttamente dai carabinieri ad Agropoli e andrò direttamente lì a fare la denuncia, a vedere questa persona se abita lì, come ha detto il maresciallo di qua, vai direttamente in questura lì e fai vedere se sta nel loro registro, diciamo, di Agropoli. No, sempre minacce su messaggi che mi manda sul cellulare, quindi sempre minacce, minacce, e quindi mo domani mattina vado prima qui a Salerno,
Poi con quella lì che faccio a Salerno l'integrazione vado ad Agropoli e vado lì direttamente dalla questura lì, il foglio in mano, che dico che è un loro paesano, diciamo una loro persona che abita nel loro paese sta facendo questo casino, quindi voglio sapere chi è. Solo così diciamo posso. Ah, eccolo qua dove lavora mia cugina. Scalinatella, ristorante, pizzeria, vineria. E piazza della mercanzia, proprio il centro di Agropoli. Quindi non mi ricordavo la piazza dov'era. Piazza della mercanzia, in effetti è proprio di fronte al porto. Questa è una pizzeria, ristorante e pure degusteria di vini, quindi e salumi. Quindi è proprio il centro di Agropoli. Quindi è proprio Agropoli, Agropoli, capisci? Quindi ci sta via Riviera, via San Francesco, via Piave, quindi è proprio questa. Sì, sì, dove fanno il mercato, sì, lì. È proprio di lì mia cugina. E là ci sta Scalinatella, che è un ristorante a base di pesce. E quindi, perciò ti dico, abita proprio lì da 5 anni. Ha provato a domandare in giro, ma niente ragazzi. In effetti apre alle 19 e chiude a mezzanotte. Mi ha chiamato 40 minuti fa impastando diciamo la pizza e giustamente ha detto beh sto lavorando, ci sentiamo più tardi. In effetti qua c'è scritto sapori del Cilento. Sì sì, mio cugino fa proprio il pizzaiolo proprio lì. Ma non lo so, ti dico una bugia. Mi ha invitato tante volte ad andare ad Agropoli e non sono mai, diciamo, andato. Ma ci devo andare, comunque ho promesso che ci vado. Devo andare con mio papà, mia mamma, i miei fratelli. Può darsi che, come si dice, accade il miracolo, la incontriamo, può darsi. Quindi diciamo che un giorno di questi andremo. No, no, Mauro, no, no, 6 milioni di chilometri sta in effetti, quindi stai tranquillo, quindi non succede nulla. Ho detto magari facciamo festa lì direttamente. Ma quello basta solo papà, guarda, eh. Papà è come me, vale per cento, quindi anche se lasceremo il compito al piccolino, diciamo, al fratello piccolo. Sai perché? È meno pericoloso, quindi farà più o meno male. Guarda, tu mi dica, se tu vai su Facebook, no? Scrivi Scalinatella Agropoli e lì ci sta mio cugino, lo puoi vedere tranquillamente, non ti dico bugie, quindi non è che io dico bugie. Vai su Facebook, scrivi Scalinatella Agropoli, ti esce il pizzaiolo, ti esce tanti bei piatti poi, spaghetti con le vongole, pizze, porta di Agropoli. Ma dicono, allora, questo asteroide ha detto che ci vuole un telescopio a finale, quindi minimo 200 mm, quindi a occhio nudo non credo, guarda, ci vuole per forza qualche cosa, un oggetto per forse qualche binocolo, non lo so, comunque dicono che è osservabile, quindi credo di sì, facciamo la prova quando quelle a che ora era 19:15, quindi tu dalle 7 in poi cerca la costellazione dell'Ariete, quindi cerca di là, prima nella costellazione del triangolo e poi dell'Ariete, quindi ho uno il 25 alle 19:15, quindi fra 3 giorni in esatto. Quindi diciamo dalle 7 in poi cerca già la direzione per dove vedere. Ma no, ma figurati, no, 6 milioni.
Ma guarda, non lo so, Annabella, ti dico la verità, non lo so, ma credo di sì, perché se no non si spiegherebbe. Adesso addirittura mi ha detto che uno del, come si chiama, un ragazzo qua, un signore, che ha detto adesso vai pure con gli uomini, solo perché questo mi ha commentato su un video, quindi come vedi non è il problema ragazzi se sei uomo o se sei donna, il problema è che chiunque prova a entrare in contatto con me ci sta provando con me, quindi se Annabella scrive con me ci sta provando, se Domitilla scrive con me ci sta provando, chiunque scrive, sì sì è così, sì sì. Vabbè ragazzi vi lascio e ci sentiamo dopo, va bene? Ciao a tutti. Oh!